terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme idee e persone ogni mercoledì sera dalle 21 su Serenissima TV. Ecco amici a casa, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme delle persone. Come vedete sono le 21.01, spero anche i vostri televisori, in diretta qui dagli studi di Canale Italia, quindi Serenissima TV fa parte del Canale Italia, Canale 15, Rubano 21.01. Non solo televisione, non solo TV, ma anche Facebook e YouTube. Vediamo come con il nostro tutorial, grazie alla regia, basta collegarsi alla pagina Insieme idee e persone TV, il bollone blu è facile anche da individuare. Abbiamo messo in alto, quindi primo post subito la diretta, basta entrare nella pagina, cliccare dentro, adesso il tutorial farà vedere come, schiacciare guarda la diretta e magicamente tutto quello che succede, che appare qua in studio, verrà condiviso con voi. Siete al ristorante, siete al bar, siete in coda, siete parcheggiati, potete guardare anche la diretta Facebook, ma anche YouTube, quindi volendo, se non avete i social, c'è anche la possibilità di guardare YouTube. Gli argomenti sono tantissimi, vi dico semplicemente che oggi c'è stata una conferenza stampa di Draghi. A noi piace ovviamente leggere i commenti, cercare di rendere più neutro possibile quello che accade e ecco, mai come questa volta abbiamo visto i commenti molto crudi da parte del popolo dei social nei confronti di un Presidente del Consiglio. Io pensavo che con Conte la cosa avesse già raggiunto dei limiti pazzeschi, invece mi sembra che con Draghi mai vista una cosa del genere. Vi presento subito gli ospiti prima della sigla. Abbiamo Marco Milanato, coordinatore Forza Italia Cittadella, provincia di Padova, benvenuto, bentornato. Buonasera a tutti. Eleonora Garzia, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Vicenza. Buonasera a tutti. Buonasera, bentornata. Roberto Agirmo, indipendentista, io ho detto semplicemente così, indipendentista. E poi abbiamo collegata... Scusi, vado. Sì, tanto ecco, vado avanti con la presentazione. Poi abbiamo collegata via Skype, se non sbaglio, speriamo che ci sia, la senatrice Roberta Toffanin. Eccola qui. Buonasera, ci sono, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuta, bentornata, senatrice Forza Italia. Bene. Allora, gli argomenti incalzano, mi resta che dire la famosa frase, sigla, rimanete con noi perché a fra pochissimo. C'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Eccoci qua, di nuovo in diretta. Ecco, che dire, gli argomenti sono molto scottanti. Si parla di Super Green Pass, conferenza stampa di Draghi che parla di questa ulteriore limitazione alla libertà dell'individuo. Molti costituzionalisti esprimono dubbi su questa necessità di avere questa limitazione della libertà. Avremo anche ospiti nelle prossime settimane che ci racconteranno a livello giuridico proprio questi aspetti. Però ovviamente oggi affronteremo queste tematiche. Ricordo la casa per chi volesse chiamare 049 63 11 11. Ovviamente non mi aspetto la domanda perfetta, se è possibile brevissimi interventi, una riflessione, una domanda va benissimo e da questo momento in poi potete chiamare. Aspetto ancora, è già un mese che ormai facciamo il nostro consueto appuntamento mercoledì, non ho ancora sentito nessuno al telefono che mi dice sono favorevole al Green Pass, sono favorevole al Super Green Pass, perché a questo punto oggi si deve parlare solo di questo. Roberto Agirmo, in maniera provocatoria le dico benvenuto nella Repubblica Popolare Cinese. Sì, però prima di iniziare, immaginando che sarebbe parlato di Green Pass,
mi sono portato, chiedo scusa, la mia tenuta da combattimento chiaramente ciarliero, quindi adesso chiedo scusa, cambio abito. Allora, un attimo, in diretta non so se sia normale farlo, ma è giusto, se mi sentite... Physique du roll, ci vuole... Sì, in realtà è una triple XL, me l'hanno presa un pochino grande, questa è la felpa, così si capisce subito da che parte sto, di Veneto No Green Pass. Quindi, vabbè, adesso si dice taglia comoda, perché non si dice più XL. Molto Comoda. Si dice Sì. taglia comoda. Ma cos'è questa roba? Allora, innanzitutto diciamo che alla sua domanda, più all'affermazione siamo in Repubblica Popolare Cinese, non manca tanto. Diciamo che sono viste, qualche anno fa si vedeva per televisione degli effetti della tipologia di sistema della gestione della popolazione in Cina e ci stiamo arrivando, passo passo ci stiamo arrivando. Ma se vogliamo essere del tutto franchi e sinceri, dato che oggi hanno approvato questo Super Green Pass, forse è il caso di spiegare che cos'è. Bene, sì, spieghiamolo. Spieghiamolo dal nostro punto di vista. Poi per quanto riguarda Veneto No Green Pass, andate online, cercateci e ci trovate, così sapete anche dove faremo le manifestazioni. A proposito, lo dico subito, venerdì prossimo alle 3:30 a Mestre ci sarà anche Stefano Puzzer alla manifestazione che faremo. Aperta e chiusa la parentesi. Che cos'è il Super Green Pass? Spieghiamolo in questo modo. Da non vaccinato, se io voglio andare in televisione, se voglio andare allo stadio, se voglio andare al cinema o a mangiare fuori, devo farmi il tampone. Oggi devo farmi il tampone. Il tampone, quel robo che ti infilano sul per naso, decreta, nel caso, che tu sei sano come un pesce. In questo caso io con il tampone vado a mangiare al ristorante. Perché non basta, non basta che uno dice sto bene. No. Cioè, bisogna avere questo robo infilato su per il naso, che è un sistema coercitivo. Se io sto bene non posso dire sto bene, no, deve esserci un altro che deve dire esattamente. No, devono acclarare che tu stai bene. Bene. Come diceva anche Brunetta, l'amico del signor Milanato, è un sistema coercitivo finalizzato all'obbligo del vaccino, che poi sul vaccino, anche su quello ci torniamo. Comunque torniamo al discorso del Green Pass. Allora, io da tamponato sono risultato sano e vado a mangiare fuori. Mi troverò nei tavoli vicini degli scellerati, ma non è vero che sono scellerati, è questo che dice la legge, che si sono fatti il vaccino, che non sanno magari se stanno bene. 7-8 mesi prima magari, Esatto. cioè, diciamoci. Si sono fatti il vaccino tempo prima, 3, 4, 5 mesi, 6 mesi, perché dopo ci sarà il rinnovo, no? E potenzialmente potrebbero essere portatori asintomatici del Covid. Quindi loro che non sono certi di stare bene possono andare al ristorante. Io che sono certo di stare bene e di non creare nessun tipo di fastidio a nessuno, devo stare a casa. Non mi dispiace stare a casa se queste sono le regole. Preferisco stare a casa piuttosto di dovermi incazzare quando sono fuori, capendo in modo palese che io sto bene e gli altri forse no. Ok? Quindi il Super Green Pass è un'emerita. Si può dire in televisione cazzata? Sì, a quest'ora no, più tardi No, sì, però ora, magari. dopo dirò che è una cazzata, per adesso mi limito a dire che è una cosa fatta male. Quindi, in modo molto semplice, è una cazzata. Se io sto bene perché l'ha detto anche il tampone. Uno vaccinato? No. E perché io non devo andare? Quindi questo è l'ennesimo sistema coercitivo finalizzato all'obbligo vaccinale. Un obbligo vaccinale che questo Stato ignobile, assolutamente ignobile, poi mi piacerà parlare con la senatrice, ha approvato un sistema che consente l'obbligo senza obbligo e quando uno si fa il vaccino deve firmare una carta che manleva lo Stato e i medici dalle responsabilità oggettive dei danni collaterali. Ignobile. Altro che Cina. Benissimo. Milanato, ha sentito un po' quello che ha Sì, detto ho visto la pagliacciata, l'ho vista bene. Allora, devo dire innanzitutto una cosa. Se fossimo nella Repubblica Popolare Cinese, probabilmente non avrebbe fatto questo show, non avrebbe fatto queste cose, forse avrebbe fatto la fine della tennista e quindi non avrebbe potuto dire le cose che ha detto. Vedremo Siccome in Italia giorni, sì. e la libertà c'è, esiste ed è per tutti, è giusto che anche loro esprimano le loro idee. Per quel che riguarda Forza Italia è il partito che fa della libertà l'elemento fondamentale, forse è il punto cardine di Forza Italia. E vedendo quello che succede in Europa, devo dire che ha rispettato il suo principio, perché in Italia in questo momento abbiamo una grande libertà. Rispetto all'anno scorso abbiamo un settimo
di ricoverati, 1/7 di ammalati, No, 1/7 di morti. Quindi vuol dire che il vaccino funziona benissimo e garantisce libertà all'economia di andare, di girare, di fare tutto il lavoro. Il Green Pass è un'arma eccezionale che ha permesso all'economia di crescere del 6,3%, ha permesso a tutti di lavorare, e chi non sottostare a queste regole, anch'io dico che sarebbe bello essere tutti liberi, fare tutto quello che si vuole, però questo è il massimo della libertà che si può avere per avere questi risultati. Ripeto, l'esempio è l'Europa, basta andare ai nostri confini, Austria, Slovenia, Germania, Belgio, sono tutti chiusi. L'Europa viene usata a uso e consumo perché certe volte siamo tutti europei, altre volte no, ma quello che fa l'Austria non ci riguarda. Quindi viene usato e abusato questa cosa. Ecco, volevo solo precisare, Binanato, che a proposito della libertà, io che comunque devo semplicemente mettere in evidenza le cose, in questo senso chiedo anche a Garzia la sua idea, però vedo che i Green Pass non possono protestare o manifestare le loro idee solo in determinate aree, in determinate condizioni, in determinate situazioni, fuori in periferia, perché non devono dar fastidio. E invece, da ultimo, quando si tratta di fare riunioni di sindacati o anche a difesa di altre cose, poi alla fine quello che vedo, ripeto, io non è che dico se è giusto o non è giusto, invece certe cose sono autorizzate. Ho fatto un post l'altro giorno, si è riunito il sindacato sabato a Mestre, il virus lo sa, cioè nel senso, ho detto evidentemente il virus lo sa che quello è permesso. Garzia. Parlando appunto di manifestazioni, le immagini di Trieste ci hanno dato, io le ho trovate molto impressionanti, vedere i portuali stesi, seduti a terra, che manifestavano tranquilli, in serenità, presi con gli idranti, sinceramente a me ha molto impressionato. Mi impressiona ancora di più sapendo che c'è un ministro che dovrebbe occuparsi della difesa del nostro territorio e nel contempo si organizzano rave party illegali e in quelli non interveniamo. E allora mi domando, i rave party vanno bene, le manifestazioni no? Perché? Cos'è che dà fastidio? Dà fastidio che ci sia una voce discordante rispetto a quella del mainstream, ovvero devi vaccinarti, devi farti il Green Pass, devi assolutamente essere appiattito su tutto quello che viene detto senza avere o poter avere un'opinione discordante o differente. Questo lo trovo molto limitante delle libertà. Aggiungerei anche lo stadio, cioè ci sono delle forme di aggregazione, sono riprese le partite. Ecco, quelle cose là non si parla. Ecco, se ha notato, Garzia, la televisione e anche i giornali non parlano mai di assembramenti durante le partite, non si parla, però si parla di assembramenti di chi la pensa diversamente rispetto al vaccino e al al Green Pass. Sentiamo una telefonata da casa. Pronto, chi parla? Pronto, salve, buonasera. Antonio Cesa, provincia di Venezia. Sì, prego. Niente, io volevo dire che, allora, io penso in 30 anni di lavoro, 35 anni di lavoro circa, mi sarò pagato, non essendo per fortuna mai ammalato, un po' di ospedale, penso di aver versato abbastanza, penso io, no? Dato che ti fanno i conti che se ti ammali spendi questo, no? Uno. Cerchi di arrivare al dunque, per favore, che dobbiamo andare avanti. Vuole fare una domanda? No, niente, volevo solamente dire che io devo firmare una cosa, io non so lavoro, sono senza lavoro, lavoravo fino a 15 anni, hanno fatto sto Green Pass, no? Bene, allora, se io mi vaccino e ho effetti collaterali, chi mantiene la mia famiglia? Dato che mi devo pagare le spese io. Benissimo, grazie. Tutto chiaro, grazie. Tutto chiaro, grazie. Allora, se posso, Vincenzo, a proposito di quello che ha detto il nostro ascoltatore, Fratelli d'Italia ha fatto un emendamento per chiedere che le persone che avessero effetti collaterali post vaccino venissero risarcite. È stato bocciato. Da questo governo, quindi? Sì. Ecco, Minanato, quello che dice il signore, perché poi alla fine, al di là di quello che sono le conferenze stampa di Draghi, invito tutti a guardare sui social la conferenza stampa di Draghi e a leggere i commenti. Io non dico niente, leggeteveli e fatevi un'idea, cioè poi ognuno è libero di fare le proprie valutazioni. Però
Benannato, c'è una... A parte il fatto che lei deve ancora rispondermi alla domanda dell'altra puntata, non so se si ricorda. La facciamo verso la fine. Comunque rispondo subito. Esperienza personale. Io ho fatto il vaccino e ho avuto anche il Covid. Direi che gli effetti collaterali delle medicine per curare il Covid sono nettamente più gravi rispetto al vaccino. La tachipirina ti rischia l'ictus e ho avuto dei dolori alla testa terribili, e lo stesso delta-cortene che devi prendere è estremamente pericoloso per il corpo. Quindi io dico la verità, tra il vaccino, la tachipirina e il delta-cortene, quelli che danno gli effetti minori, danno danni minori è il vaccino, che tra l'altro è uno strumento che è fortemente testato, perché sono tantissime persone che lo hanno fatto in tutto il mondo. Vorrei anche far raccontare una piccola storia, visto che è proprio recente, accaduta in Romania, che mi ha raccontato una persona che ha creduto a giornalisti e a sacerdoti rumeni di non farsi il vaccino. 15 giorni fa ci ha lasciato, 50 anni stava perfettamente, si è accorto troppo tardi di aver preso il Covid ed è morto in pochissimo tempo. Si sono vaccinati tutti dopo, non hanno più fatto storie, mai cose negative, Visto l'effetto che ha fatto non essersi vaccinato, immediatamente. Allora lo Stato italiano sta lavorando per evitare che questo accada, per salvare le persone, e i risultati gli stanno dando ragione. Allora, c'è poco da fare. Ho conosciuto anch'io una persona che ha preso il Covid, ha preso un raffreddore. Purtroppo le storie di persone non vaccinate che muoiono sono in continua evoluzione. Devo dire anche il ciclista Pozzato che credeva di essere potentissimo immune. Lei deve anche vedere un po' le statistiche. Ci sono in terapia intensiva 150.000 malati, e se fosse vero quello che dice lei avremmo 150.000 in terapia intensiva. Però se invece abbiamo solo... Lo sa quante persone ci sono in terapia intensiva in Italia? Beh, in questo momento sono 1/7 dell'anno scorso. No, rispondo a questa domanda. Quante sono? Lei lo sa quante sono in Italia? In terapia intensiva in questo momento credo che siano 1000, penso. Sono 570. 470. Mi diceva, allora, sole 24 ore portava un dato superiore. L'invito che faccio a lei, come anche agli amici a casa, e tutto questo grazie al vaccino. Attenzione, grazie al vaccino. Mi lasci dire, ci sono delle persone che superano in maniera, diciamo, normale, ecco, questa, e ci sono persone che magari hanno difficoltà. Cosa fa il mainstream, come diceva Garzia, no? Cosa fa? Mette in evidenza solo le persone che sono state male. Quindi noi che leggiamo i giornali, e magari leggete il giornale e leggete, sta male la maestra, il Novax, poi fatalità, non so se avete visto, in questo momento i giornali sono pieni di persone malate Novax, cioè fino a 5 minuti prima erano solo Novax, poi si sono ammalate e la notizia è quella. Ebbene, tutte le altre persone che stanno bene, si salvano, hanno solo un raffreddore, riprendono la vita normale dopo una settimana, e ognuno di noi ha delle testimonianze. Però queste cose il mainstream non ne parla. Senatrice Toffanin, ha un po' sentito il ragionamento? Cosa dice? Buonasera, direttore, buonasera di nuovo. Allora, intanto io mi scuso perché non potrò rimanere collegata per tutta la trasmissione, perché io sono ancora in Senato, ho appena terminato una riunione per il decreto fiscale e adesso ne avrò un'altra a seguire, quindi chiedo scusa. Però no, anzi, grazie. Ci tengo ad intervenire rispetto ad una conferenza stampa, rispetto a delle decisioni che purtroppo non ho seguito in prima persona, proprio perché sono stata impegnata, ma vorrei anche dire questo. Se adesso siamo in una situazione tale per cui la nostra vita sociale, economica sta riprendendo, se siamo nelle condizioni tali per cui c'è una ripresa dell'economia con un rimbalzo del PIL al 6% e anche oltre, si prevede di qualche decimale anche oltre fino alla fine dell'anno, se siamo in una situazione in cui le terapie intensive non sono così affollate, passatemi il termine, rispetto all'anno scorso, è perché l'azione dei vaccini è stata determinante. Ora, negare quello che la scienza sta portando avanti significa proprio negare l'evidenza. È vero che se io vado al ristorante con il Green Pass, con il tampone effettuato, accerto che in quel momento sono una persona sana, ma è altrettanto vero che continua a permettere che il virus possa circolare,
possa mutare e possa creare quelle situazioni tali per cui ci dovremmo ritrovare ancora tutti una volta chiusi in lockdown o in un parziale lockdown, come è successo esattamente in questo periodo un anno fa. Dunque io credo che a dover negare l'evidenza proprio è un ostinarsi, e tutti quei commenti che io non ho letto, per cui mi affido alle sue parole, direttore, rispetto alla conferenza del Presidente Draghi, ecco, io vorrei anche vedere quanti sono commenti di persone che contestano il vaccino, che contestano questo modo di operare, e quanti invece rappresentano la testimonianza dell'83%, dell'ormai 87% che almeno una prima dose per cento dei vaccinati, delle persone vaccinabili che in Italia hanno scelto questa via, anche coraggiosamente, per cercare di mettere a riparo se stessi, ma anche i propri cari e la propria, la propria famiglia. Mi scusi, io non l'ho interrotta, no, comunque mi dica. Volevo solo sapere se il 13-14% che dice lei ha diritto di parola oppure no. Ma il 13-14% ha diritto di parola, l'importante è che segua le regole, perché ripeto, certe manifestazioni dove abbiamo visto una promiscuità talmente tale per cui senza mascherine, senza quelle regole che ci siamo dati tutti, che abbiamo rispettosamente tipo lo stadio, i sindacati in piazza, avanti. Queste cose qua, dice lei? Guardi, io ho visto tante manifestazioni rispettando tante regole, però quello che ci tengo a dire è che noi dobbiamo continuare a portare avanti la nostra vita rispetto con quelle regole che purtroppo ci sono state imposte, ma non perché siamo nella Repubblica Popolare Cinese, ma proprio perché purtroppo ci è arrivato addosso tra capo e collo questo Covid, con il quale noi dobbiamo assolutamente non convivere, ma combattere per venirne fuori tutti in maniera veramente che sia per ritornare ad avere una vita dignitosa, tutti, in piena libertà. Ecco, chi crede alla libertà deve credere ai vaccini per tornare a vivere davvero con tutti quei criteri che abbiamo sempre conosciuti rispetto alla nostra libertà. Ecco, la libertà, grazie senatrice Agirmo, una libertà invece che in un certo senso qualcuno contesta essere stata privata, cioè allora vorrei capire la spirale, cioè devo avere, si deve togliere la libertà, glielo chiedo, poi sentiamo anche Garzia e Milanato, mi dovete togliere la libertà per ridarmi la libertà, non mi sembra un cortocircuito cerebrale questo. Allora, faccio una premessa, io non sono un Novax, che sia chiaro, quindi io sono per la libertà vaccinale. Questo è un dato di fatto che deve essere chiaro. L'ha sempre detto, quindi. Sempre detto. Allora, detto questo, la libertà sembra che sia soltanto ciò che una parte importante, quella che gestisce la comunicazione, quella che gestisce il potere, vuole dire. La libertà è soltanto una, non ci possono essere anche altre libertà, ovvero altre idee, perché sembra che quando si vogliono esporre delle idee diverse, qualcuno ti debba necessariamente paragonare ad un pagliaccio, così come ha appena fatto Milanato, del quale poi gli chiederò contezza su altre cose, oppure comunque qualcuno che è, detto così generalmente, complottista. La verità in realtà la dite anche voi, il problema è che poi non viene data la giusta ridondanza a livello mediatico. Quello che ho in mano, spiegazzato perché lo sto usando ovunque, è il nono rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid, fatto dall'AIFA e dal rapporto che prende il periodo dal 27 dicembre 2020 al 26 settembre 2021. Qui ci sono scritti quanti morti ha fatto il vaccino. Il problema è che se io lo leggo, magari gente come Milanato o la senatrice potrebbero dire che io sto dicendo balle. In realtà leggo ciò che lo Stato dice. Che cosa dice lo Stato? Che su 84 milioni di dosi somministrate in questo periodo ci sono state 101.110 reazioni avverse. A pagina 12 di questo rapporto AIFA, quindi non di un complottista, c'è scritto che il 14,4% di queste reazioni avverse sono state gravi. Di queste, e qui c'è la lista, basta che ve la scarichiate anche voi, ok? Dice sostanzialmente 3-4 cose, che
lo 0,9% è in pericolo di vita, di questi 14%, il 4,3% ha avuto ospedalizzazione, lo 0,96% invalidità, 0,61% decesso, 7,7% altre condizioni clinicamente rilevanti. Numeri tradotti in numeri primi rispondono a questo. Rispondono che ci sono stati circa 1100 invalidità, ci sono state circa 88 morti, ma altri dati. Però vorrei specificare una cosa che è scritto qui dentro, che voi non raccontate perché siete falsi, bugiardi e ipocriti e volete raccontare solo quello che volete. C'è scritto che il rapporto che avete tirato fuori voi, ok, dice in modo chiaro che questi dati sono raccolti con un sistema passivo di raccolta dati. Letteratura medica insegna che un rapporto attivo di riferimento dati porterebbe queste cifre ad un moltiplicatore per almeno 100. Vuol dire che, sempre con questi dati sottostimati, almeno ci sono stati 880 morti per quanto 8.800 morti per quanto riguarda 880, scusatemi, morti, ci sono stati 11.000 gravi casi, ok? E queste cose voi non le raccontate. Io adesso non voglio dire che non si debba fare il vaccino, però voglio dire un'altra cosa. Che cos'è un vaccino? Magari, chiudo. No, aspetta, Agirmo, sentiamo una telefonata da casa, perché poi io vorrei già rispondere. Il politico, diciamo, di governo direbbe sì, però grazie al sacrificio di queste persone abbiamo salvato milioni di persone. No, grazie a Tachepirina e Vigile Attesa sono morte una valanga di persone alle intubazioni di Brescia e Bergamo. Perché loro rispondono così. Lasciamo sempre il numero così la gente può chiamare. Pronto, chi parla? Pronto? Pronto, buonasera. Sì, chi parla? Buonasera. Sono Cristiano, San Giovanni del Pototto, provincia di Verona. Sì, prego, prego. Buonasera. Senta, volevo soltanto dire velocemente due cose. Una, la scienza a cui si è riferita la senatrice poc'anzi, io vorrei sapere qual è la scienza, quali sono i scienziati a cui si riferisce lei, perché io che ascolto tanto e faccio tradurre da persone che capiscono, Montagnier, Raoult, il dottor Tarro, Montanari, Di Bella, allora questi qua sono tutti, questi ex premi Nobel, sono tutti scemi, tutti ignoranti, tutta gente che non capisce niente. Poi volevo dire anche un'altra cosa, le terapie intensive, i posti letto, lo sapete che sono 7.000 rotti, e quando parlate del 70, 60, 50, 90% occupate, parlate di 7.000 rotti posti letto su 62 milioni di italiani. Ecco, questa è una cosa giusta. Grazie. Io sono un tamponato. Grazie, io sono grazie. un tamponato, Grazie mille, tamponato. grazie mille, grazie mille. No, è molto interessante questo che ha detto il nostro amico da Lupatoto, quindi non mi ricordo San Giovanni. Ecco, quindi parliamo di questo, cioè in Italia comunque non si vuole parlare anche di un aspetto importante, c'è stata completamente smantellata la sanità, quindi quando lo Stato va in preallerta, ecco, questo deve essere chiaro a tutti quelli che ci ascoltano a casa, lo Stato va in preallerta quando abbiamo solo 7.000 terapie intensive su 60 milioni di persone, anche di più, perché chissà quanti clandestini, persone ci sono non registrate all'anagrafe, 7.000 posti in tutta Italia. È chiaro che poi se succede qualcosa lo Stato non vuole fare la figura di quello che non assiste i propri concittadini. Però Garzia, abbiamo parlato anche prima molto interessante quello che ha detto la senatrice Toffanin, la libertà di adesso e la libertà di domani. Quindi secondo me c'è un po' un controsenso, poi sentiamo Milanato, cioè perché mi devo privare oggi della libertà, che poi una libertà praticamente significa obbligo vaccinale alla fine, cioè mi devo per forza vaccinare se no non vivo più, rimane solo andare a fare la spesa e andare al lavoro come libertà, no? Andare a fare la spesa e andare al lavoro e passeggiare chi ha la fortuna di avere un cane o anche da solo, però di fatto la libertà è un principio che comunque deve essere salvaguardato. Che senso ha privarmi della libertà oggi per averla forse domani? Non ne sembra la stessa storia di Conte che diceva prima di Natale facciamo i sacrifici perché poi a Natale staremo bene assieme e poi a Natale invece siamo rimasti chiusi. Anche il ministro Speranza ha detto che dobbiamo anche quest'anno salvare il Natale e il Green Pass come applicato in Italia, ha quello scopo, ovvero surrettiziamente costringere le persone ad andare a vaccinare, perché se non ti vaccini non puoi fare nulla.
E questo è il punto. Il Green Pass nasce con un regolamento che è il 953 del 21 del Parlamento europeo, che è molto chiaro e dice che il Green Pass ha l'unica finalità sua è quella di permettere i viaggi all'interno dell'Europa. Questo cosa comporta? Comporta un'apertura dei confini e quindi una possibilità di spostamento tra le persone e quindi una ripresa del commercio, del turismo e anche una ripresa economica. L'utilizzo che è stato fatto in Italia e che viene fatto in Italia del Green Pass non è quello per cui è stato ideato, anche perché sempre all'interno di questo regolamento viene esplicitamente detto che il Green Pass può essere dato con tampone, se sei guarito dal Covid o se sei vaccinato, e nulla deve essere fatto per discriminare chi non ha voluto o potuto vaccinarsi. Il Super Green Pass, per quanto mi riguarda, è una discriminazione di una categoria ben precisa di persone, di italiani, una minoranza, per costringerli a vaccinarsi, e uno scarico di barile un'altra volta sugli italiani per tutte quelle proposte che sono state fatte e che non sono state attuate dal governo, come ad esempio la reazione all'interno delle scuole. Perché spendere i soldi per i banchi girevoli e non spendere quegli stessi soldi per sistemare le areazioni nelle scuole? Mi domando. Perché gli hub vaccinali che adesso servirebbero sono stati chiusi e ci troviamo che abbiamo una congestione per le richieste per le terze dosi e anche tutta una confusione? Prima la terza dose la puoi fare dopo 6 mesi, adesso la puoi fare dopo 5. Il vaccino Moderna, prima la terza dose la puoi fare con tutto il booster, adesso col solo mezzo booster. È tutto una comunicazione che stordisce, che non è chiara, che non è trasparente e quindi crea panico nelle persone. Questo è quello che penso. Sentiamo da casa, pronto chi parla? Pronto? Vabbè, non so se c'è qualcuno. Vinanato voleva aggiungere. La comunicazione è chiara, è trasparente e si capisce subito. Non riesco a capire come si faccia vedere. Direi che evidentemente si basa, continua con le sue pagliacciate, direi che evidentemente si basa sullo studio del vaccino, come noi abbiamo già definito in questa trasmissione quando c'era un medico di Vicenza, tra l'altro, che è intervenuto. Chiaramente lui ha affermato che quando ci siamo vaccinati bisogna vedere quello che sarà l'evoluzione nel vaccino nella persona. È una cosa che non si conosce, è una cosa che viene col tempo e si sta studiando, quindi l'abbassamento da 6 a 5 mesi deriva dallo studio che sta facendo il Comitato Tecnico Scientifico sugli effetti del vaccino nelle persone, perché è una cosa su cui stiamo andando incontro, su cui tante cose non le conosciamo e man mano che le cose si vengono a conoscenza e vengono studiate, vengono modificate le regole per permettere sempre la giusta libertà che si possa avere nel Paese. Verissimo. La vera libertà, la vera mancanza di libertà l'abbiamo avuta nel lockdown. Il lockdown è stata una mancanza di libertà. Noi non potevamo fare assolutamente niente. Adesso siamo nel massimo della libertà che si può avere in questo momento. Ma il lavoro del governo, di cui tutti gli italiani hanno una grande fiducia e anche verso Forza Italia, infatti i sondaggi stanno premiando Forza Italia alla grande mentre stanno abbassando gli altri partiti, sta dimostrando che questo governo sta lavorando per il bene del Paese e la gente lo sta premiando. Però è anche vero, Milanato, che queste affermazioni potevano essere valide se i vaccinati fossero stati tipo come in Austria al 50%, 40%. Cari ragazzi, vi dovete vaccinare, ma noi abbiamo l'87% dei vaccinati in Italia, quindi che senso, e questo ci pensate agli ospiti, faccio questa domanda, poi lanciamo un piccolo stacchetto, che senso ha parlare di Green Pass, Super Green Pass, perché anche la frase in latino, ricordatevi, andatevi a studiare cosa vuol dire super in latino, che senso ha averlo con l'87% dei vaccinati? Allora, o non sono veri questi dati qua, oppure è quello l'arbitrio. Quella è la cosa che fa riflettere. Ti rispondo subito. Pubblicità subito. E poi rimanete con noi, però facciamo questa riflessione assieme. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello.
Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Ricordiamo la fascia blu con Facebook e YouTube, ricordiamo da casa, siamo tornati in diretta, mi raccomando, regia, il numero di telefono 049 63 11 11 e ricordiamo anche, abbiamo fatto una bella fascia blu, Facebook e YouTube in diretta per chi volesse guardare, eccola qua, bravo regista. Allora, alla domanda, chi è che vuole rispondere alla domanda? Uno a caso, a Girmo? Allora adesso dimostro cos'è la differenza tra fare il pagliaccio o essere un pagliaccio. Vorrei chiedere a tutti, no, tutti i presenti non importa, però facciamo finta che lo chiede ai presenti, che cos'è un vaccino? Ma dato che la risposta sarebbe probabilmente sbagliata, la do io e la do in modo inequivocabile. Che cos'è un vaccino? Treccani. Il vaccino è un farmaco che stimola il sistema immunitario a produrre anticorpi deputati a combattere i microrganismi causa di malattia. In pratica, quando ci vacciniamo, il nostro corpo reagisce come se stesse affrontando un'infezione, senza tuttavia averla contratta. La vaccinazione lo rende cioè capace di riconoscere attraverso lo sviluppo della memoria immunologica l'agente estraneo contro cui il vaccino è diretto e innescare una risposta immune. Treccani, cosa vuol dire immune? Rendersi refrattario nei confronti di una malattia infettiva. Tradotto, se io mi vaccino, quella malattia non posso più prenderla. Cazzata. Quello che stanno iniettando non è un vaccino. Punto. Sentiamo una telefonata alla casa. No, una molecola spike. Milanato, un attimo. Pronto, chi parla? Pronto? Mi sente? Non c'è nessuno, Milanato. Poi voglio sentire la senatrice Toffanin, che altrimenti... Questo vaccino qua è una molecola spike che è stata introdotta ma che deriva da studi fatti antitumorali, quindi la dottoressa ungherese che ha creato questo vaccino, ha creato, per fronteggiare una situazione molto grave, ha preso da una serie di studi tumorali e ha creato questo prodotto che sta facendo grandi risultati. Sentiamo la senatrice Toffanin. Senatrice, c'è ancora? Tanto. Ecco, poi magari quando... Però vi devo proprio lasciare, quindi... Va Giusto per riprendere un attimo, sì. Direttore, le osservazioni che sono state appena fatte. Allora è vero, la comunicazione purtroppo ha creato molte ambiguità, ha disorientato, ha creato e molto probabilmente una comunicazione univoca sarebbe stata, diciamo, anche se in evoluzione, perché ricordiamo che purtroppo questo virus non è un virus noto, per cui lo studio e come affrontarlo è in evoluzione, poteva essere molto di aiuto soprattutto per chi riteniamo possa avere davvero dei dubbi ad affrontare la vaccinazione. Però io vorrei ricordare anche che appunto adesso le dosi sono state, magari la terza dose è stata anticipata, ma come è stato organizzato e intempestivamente dal generale Figliuolo, ricordo con l'avvento del governo Draghi, tutto l'impianto e l'organizzazione per la vaccinazione, così si sta adesso riprendendo, perché se fossimo stati ancora con il governo Conte 2, io ricordo che saremmo ancora stati qui magari ad installare le famose tende, le primule, e magari anche ancora a pagarle. Quindi davvero c'è stato un cambio di passo con il governo Draghi. Io capisco che ci sono state delle limitazioni, però fatemi anche dire che io capisco anche tutte quei milioni di cittadini che si sono sottoposti al vaccino,
e che adesso hanno tutta l'intenzione di potersi vivere più serenamente dell'anno scorso il Natale. Quindi se vogliamo parlare di libertà, se vogliamo parlare di regole, noi dobbiamo sempre guardare ambo le parti e non soltanto quelle della, chiamiamola così, minoranza, perché è una minoranza rispetto alle cifre e ai numeri. Benissimo. Quindi io credo che noi dobbiamo dare, sì, non come minoranza, non ci mancherebbe altro, ma parlo sempre in termini numerici. Quindi io credo che in questo momento noi dobbiamo incoraggiare sempre di più alla vaccinazione, perché è l'unica arma con cui noi possiamo combattere questo vaccino. Non è assolutamente vero che chi non è vaccinato è immune, non è vero che un tampone preserva dall'essere non contagioso, ma è altrettanto vero che chi è vaccinato, se anche contrae il vaccino, non lo contrae in maniera così forte, non lo contrae come è stato fatto nella prima parte. Però ricordo anche una cosa, direttore, che noi rischiamo il lockdown, rischiamo di regredire in zona gialla, in zona rossa, se ovviamente aumentano anche i casi di ricovero sia ospedalieri che nelle terapie intensive. E su questo noi dobbiamo agire, e purtroppo chi è ricoverato nelle terapie intensive e viene ospedalizzato, per la maggior parte, l'83% è non vaccinato. Quindi noi su questo dobbiamo puntare e portare avanti un messaggio che capisco non sia un messaggio facile, perché è molto più comodo invece è portare avanti qualcosa di diverso, di opposto. Io vi chiedo scusa, devo tornare al lavoro. Grazie, la saluto. E un saluto a tutti, grazie. La saluto, grazie senatrice. So che la senatrice Posso fare una provocazione al no Green Pass? Sento una telefonata. Pronto, chi parla? Buonasera, mi chiamo Alessandra. Io non voglio interferire su quanto state discutendo. A me da bambina hanno insegnato, oppure con l'età ho imparato, ho conosciuto il libero arbitrio e tutti sappiamo che cos'è. Premetto che sono figlia e nipote di 2 direttori di cattedra all'Università di Padova e la mia nonna, quando avevo 13 anni, adesso ne ho 71, quindi di anni ne sono passati. So che mio nonno, che era direttore di cattedra all'Università di Padova, non dico il cognome per rispetto, non si è mai dato pace perché non è riuscito a curare una broncopolmonite pneumococcica a mia nonna, non l'ha riconosciuta. E di broncopolmoniti nella sua vita ne ha viste tante. Io dico solo una cosa. Il libero arbitrio esiste, la libertà esiste e finisce nel momento in cui inizia la sua. Se in questa società abbiamo solamente voglia di fare confusione, mettersi in piazza, eccetera, perché dobbiamo dire che siamo vax o non vax, a me queste cose non vanno. Queste cose sono cose delicate, la salute è importante per tutti, è al primo posto e soprattutto credo che quello che il nostro governo in questo momento sta facendo sia abbastanza. Grazie signora. Perché più di così non si può fare. Se la gente non vuole capire, non c'è peggio sordo di chi non vuole sentire. Grazie, dobbiamo stringere perché altrimenti sentiamo Garzia poi. La provocazione che voglio fare il no Green Pass è questa: al di là di andare a urlare no Green Pass e di farsi vedere in giro queste scritte, qual è il programma che vorrebbero fare loro per gestire la società e combattere il virus? Cosa farebbe? Visto le scritte, parliamo di scritte, Girmo, è per lei questa. Allora, parto da un presupposto lontano dalla concezione logica che può avere Milanato. Allora, e mi riprendo anche a quello che ha appena detto la signora. C'è una dicotomia nella logica della signora. Lei diceva il libero arbitrio e poi diceva però che non puoi fare certe cose. Quindi dov'è il libero arbitrio?
Allora, giusto per fare, dato che il calcio è uno sport che piace a tantissimi italiani, magari con questo ci si avvicina un po' di più alle cose, vorrei fare una squadra di calcio. Ne faccio due. Una con i Pro-Vax, tanto vicini a Milanato, una con i cosiddetti No-Vax, più vicini al pagliaccio di Agirmo. Ora, abbiamo da una parte, probabilmente Milanato non saprà neanche di cosa sto parlando, però, Honjo, che è premio Nobel della medicina. Malone, virologo, immunologo, creatore dell'mRNA. Lewitt, premio Nobel per la medicina. Kurdroff, premio Nobel per la medicina. Montagnier, abbiamo capito che per te è stupido. Ioannidis, infettivologo, professore Stanford University. E Raoult, virologo numero 1 al mondo. Questi sono gli idioti che dicono che questo vaccino non è un vaccino e non sa da fare. Mentre dall'altra parte abbiamo i sommi eruditi, tanto amici di colui il quale dà del pagliaccio a me, che sono Burioni. Non so quante previsioni abbia fatto dall'inizio a oggi, ne ha cannata una dietro l'altra. Bassetti, che oggi dice una cosa, domani dice un'altra, che comunque è un infettivologo. Crisanti, che è zanzarologo. Capua, indagata per traffico di virus. Pregliasco, campione di pugnette di siamo perder, ok? E la Lucarelli, che ditemi se questa può essere una rappresentante seria di qualsiasi cosa, ok? E Parenzo, che vabbè, mi ha intervistato un paio di volte, vi posso garantire che onestamente con un bambino di 2 anni faceva più bella figura. Allora, detto questo, queste sono le due squadre. Da una parte abbiamo premi Nobel, dall'altra parte abbiamo i signori eruditi che piacciono a Milanato. Domando, ma chi sei i pagliassi? Chi sei? Domanda concreta, perché noi siamo abituati sei d'accordo con quello che ho detto o no? concretezza, non le pagliacciate. Cosa faresti per gestire la società senza il Green Pass? Semplice risposta. Nobel. Scrivi a la risposta, ti do subito la risposta. Ma concrete, non cazzate, perché il premio Nobel... Te la do subito. Il Covid basta esiste. pagarlo, il premio Nobel te lo danno. Ascolta, ti vuoi la risposta? Hai fatto domanda, fai la risposta. Sì. Allora, il Covid esiste. È andato di fatto. Allora allo stadio cosa Posso faresti? finire? La gente che va allo stadio se li lasci tutti a casa? Posso finire? Chiedo. Allora, il Covid abbiamo appurato che esiste. Io stesso, che sono Novax, dico che esiste. No, meglio, sono no Green Pass e su questo vaccino per me non è un vaccino. È già un passo. Allora, ma l'ho sempre detto. Allora, primo, siamo venuti qui più di un anno fa a parlare di cure precoci al Covid. Mamma mia. Ascolta, allora facciamo così. Io sono il pagliaccio, però guarda che a fare quello che fa il pagliaccio sei tu. Costano una banca allora, di posso soldi. finire la risposta? Sentiamo quello che dice Agirmo, poi si... Ora, cure precoci ci sono conclamate e sono state determinate in modo inequivocabile. Plasmi per immune, c'è gente come il tuo amico Berlusconi o gente come Trump sono venuti fuori dal Covid in 3 giorni per il plasmi per immune. Ora, il tuo ben amato governo fa morire la gente con omicidi, con tachipirina e vigile attesa o con intubazioni fatte all'inizio scazzando completamente e uccidendo persone. La domanda che ho fatto è un'altra. Te l'ho appena risposto. No, si affronta il problema concrete, si senza affronta il problema. Come fai ad andare al ristorante? Come fai ad andare al teatro? Come fai? Chiudi tutto? No, chiedo, chiudi io tutto. apro tutto. Ah, tu apri tutto, apro tutto libero. Io apro tutti tutto. liberi, tutti io in giro così. E si affronta il Covid come una malattia, non come una pandemia. E una malattia va curata. Quanti erano i premi Nobel che hanno detto sta minchiata? Quanti erano? 8. Bravi premi Nobel. Sentiamo la telefonata, poi approfondiamo questo aspetto. Pronto chi parla? Pronto chi parla? Sì, buonasera, sono Luca da Pescadina di Verona. Sì, prego. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. E poi volevo fare una considerazione per quanto quello che ha detto Draghi, che siamo messi meglio degli altri stati perché siamo vaccinati, però sono vaccinati anche gli altri stati e secondo me la differenza è la mascherina, che secondo me tutti i vaccini sono mascherine. E poi volevo fare una domanda, se c'è qualcuno che mi può rispondere, se uno può essere guarito dal Covid senza saperlo, perché secondo me quando uno ha gli anticorpi vuol dire che è guarito dal Covid, però se non ha fatto tamponi legittimi non si sa se è guarito. Quindi volevo sapere se chi è guarito dal Covid può anche non saperlo. Grazie mille del suo appoggio. E poi Garzia voleva aggiungere qualcosa?
su tutto quello che vuole. Lei è la donna, quindi può fare... Sono un po' stordita, mi hai messa in mezzo, mi hanno un po' stordita, devo dire la verità. Io penso che bisognerebbe anche guardare a quello che succede negli altri paesi. Mi viene in mente Gibilterra, 100% di vaccinati, boom di contagi, giusto per citare un numero. Mi viene in mente l'Inghilterra hanno molti vaccinati, stanno uscendo dalla nuova ondata che li ha investiti qualche mese fa, eppure non hanno messo nessun Green Pass, niente. Quindi è fatalità, aggiungo io, l'Inghilterra. Fai l'esempio della Germania, dove vai solo se sei vaccinato. In Germania hanno pochissimi vaccinati. In Germania. Milanato, mi faccio fare il conduttore una volta. Sì. No, mi verrebbe da dire anche fatalità, l'Inghilterra non dipende dall'Europa, cioè c'è questo sillogismo che è strano. Guardiamo la Spagna, non c'è il Green Pass. Eppure sono messi meglio di noi. Ci sono altri invece che hanno indici RT, benché abbiano messo il Green Pass, non come il nostro, che hanno un indice di contagio molto più alto. Lei, Garzia, mi vuole dire in pratica che siccome lo Stato italiano ha fatto delle cavolate, si vuole mascherare questa cosa dando la colpa ai non vaccinati. Secondo me sì. Sentiamo una telefonata da casa. Pronto? Adesso capisco dire tutto. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, chi parla? Sì, buonasera, sono Angelo di Massanzago, provincia di Padova. Prego. Non sentiamo. Pronto? Ecco, la saluto, lei ha una faccia che si assomiglia alla mia. Sì, dico, lei presentatore ha una faccia che assomiglia alla mia. Vabbè, io sa che ci siamo 7 sosia in giro per il mondo, quindi non è colpa sua. Può fare la domanda? È insignificante. La domanda che volevo fare è questa. Sì, certo. La domanda è questa. Al di là di tutte le opinioni sul Covid, pro, contro, vaccini, questo, quell'altro, cioè che da 3 anni ormai uno è un po' di rilassamento, cioè non ne può più. Io dico solo una cosa, perché io devo andare ogni 2 giorni a pagare 15 euro e rompermi le balle di andare in farmacia, che tra l'altro ho trovato una farmacia che è simpatica, che in 5 minuti, anche se c'è una coda di 15 persone, diciamo 15 minuti, ti danno l'esito subito, sono molto gentili. Faccio la pubblicità a San Michele delle Badesse, provincia di Borgorico, eccezionali. Tutte le altre farmacie lasciamo perdere, appuntamenti, questo, quell'altro, rottura di balle. Perché devo pagare 15 euro? Io sto prendendo in 15 giorni, sto lavorando alle pulizie, ho guadagnato 380 euro. Devo lasciare 140 euro di Green Pass, ma non esiste, in tutto il mondo non esiste. Al di là di tutto, leggiamo questa infamia. Questa è un'infamia, è un pizzo mafioso. Grazie. Mafioso. Grazie di questa testimonianza. Ecco, poi dico anche all'amico di Massanzago che dal 6 dicembre deve farlo ogni 24 ore, giusto? Quindi non è più 380 ma diventa 700. È giusto confermato questa cosa qua? Confermato, ma era nelle ipotesi. Adesso non si, perché qua io non ho avuto tempo di studiare perché c'era la conferenza stampa, mi sono direttato a guardare i commenti più che il contenuto, però ecco, l'ipotesi era anche quella di accorciare a 24 ore. Quindi alla fine a Girmo io volevo capire una cosa, sono ignorante e quindi l'ignoranza, dichiararsi ignoranti mi ha sempre salato, però io dico questo, no? Come si fa a dare la colpa a quelli che non sono vaccinati dicendo è colpa dei non vaccinati? Succede questo quando invece ci sono, loro stessi lo dicono, l'attendibilità dei tamponi non è attendibile, però si tengono nello stesso ambiente delle persone che sono state vaccinate a gennaio del 2021, a dicembre. Ricordiamoci che la campagna vaccinale è partita, perché io non se lo fosse dimenticato, è partita il 27 dicembre 2020, quindi fra un po' facciamo un anno, quindi c'è gente che ha quasi un anno di una dose, la terza dose si parla adesso. Ecco, quindi abbiamo questa situazione per cui quelli, diciamo, i tamponi fatti in farmacia non sono attendibili, perché non sono attendibili, però non diciamo che ci sono dei vaccinati storici da
da 12 mesi, che sono anche coloro non attendibili. Allora perché si parla solo di una cosa e non dell'altra? Allora, Girmo, poi Garzia. Allora, partiamo dal presupposto che la risposta a questa domanda è abbastanza complicata, nel senso, bisogna tornare indietro di anni. Nel 2014 negli Stati Uniti c'è stata una conferenza a Washington dove in buona sostanza cosa è successo? L'Italia è stata presa come capofila per gli esperimenti vaccinali su base europea, anzi mondiale. C'era Lorenzin come ministro della sanità ed era Renzi il presidente del Consiglio. In quell'occasione si è determinato che l'Italia doveva spingere sui vaccini. Da lì ci sono stati l'esavalente, eccetera, eccetera. Tanto è infatti che sia arrivata la vaccinazione obbligatoria a scuola, eccetera, eccetera. L'Italia è un paese chiaramente fallito. A maggior ragione adesso, dopo questi 2 anni praticamente di Covid, noi siamo un paese che non può rialzarsi. Mi fa da ridere quando sento personaggi, anche senatrici, che dicono che siamo a un più 6% di PIL, su che base? E poi vorrei capire, guarda, c'è un docente universitario, Malvezzi, che spiega benissimo queste cose. Un altro premio Nobel. Allora, vedete, c'è la capacità di Milanato di provare a sputtanare le persone che parlano è intrisa in quella che è la sua cultura. Non accetti del le rispetto. provocazioni. Allora, lo so, però mi girano le scatole. Ora, detto questo, il concetto è molto semplice. L'Italia è un paese fallito. La produzione di PIL interna non potrà mai andare a recuperare neanche il disavanzo l'avanzo attivo che noi abbiamo non potrà mai recuperare neanche gli interessi. Infatti noi non copriamo neanche gli interessi ogni anno. L'Italia è un paese che è destinato a cedere sovranità popolare. Lo stanno dicendo da anni e lo stanno facendo da anni. Quindi noi siamo un paese che deve cambiare bandiera. Cioè noi avremo la bandiera probabilmente bianca, rossa e verde, che mi sta qua perché sono un indipendentista. Comunque resta il fatto che abbiamo la bandiera bianca, rossa e verde, ma saremo gestiti nelle grandi aziende, eccetera, eccetera, da altri società e altri capitali. Basta vedere anche l'ultima, TIM, adesso stanno per svenderla. È inutile che dicono Draghi, tieni botta, la svenderanno, hanno svenduto tutto. E quel po' di società che erano rimaste qua in Italia stanno delocalizzando o in Olanda o in Inghilterra. Perché? Perché i grandi capitali non sono deficienti, non rimangono qua. Questo rimarrà un paese terziario e un bellissimo paese per fare turismo. Sentiamo la telefonata da casa, pronto? Pronto, buonasera, parla Maurizio. Sì, prego. Da dove chiama? Da dove chiama Maurizio? Da Riese. Prego. Voglio dire una cosa per via anche dei tumori, delle cure per i tumori. Allora, praticamente quello che parlano tanti bene di Draghi. Allora, io ho lavorato più di 40 anni su un magazzino farmaceutico. Allora, praticamente questione tumori, farmaci. E ad esempio un autista quando va via per portare queste cose qua, in caso di rottura e spandimento deve stare molto attento a non aspirare o andare in contatto, premessa, perché può provocare cancro o tumore. Punto di domanda, ma se mi fai un prodotto per il cancro, per il tumore e io me lo aspiro o vado a contatto e mi procuro, ma uno fa 1 più 1 io, ma cosa c'è sotto? Punto di domanda. Intanto per dire, io ho lavorato 40 anni sulle schede tecniche degli autisti. Allora, dopo ogni 6 mesi di fare i controlli, sei guarito o non sei guarito? No, non penso proprio che se devi fare i controlli. Stessa cosa vale a dire per il discorso del vaccino, perché parlano tanto bene, ma ci sono purtroppo gli interessi delle sottiglie di Draghi in mezzo alla roba farmaceutica e tutto quello che va detto. Praticamente la questione è che loro vuole praticamente comandare sotto di noi, fare quello che voglio di noi, questione vaccino e quello il resto. Ho lavorato 40 anni e ho visto le schede tecniche. Punto di domanda, mi dai una cura, però se mi la respirare mi fa venire. E allora uno fa 1 più 1 e dice, ma cosa mi state dando? Benissimo, grazie mille. Ok, la ringrazio, molto gentile. Grazie. Fa riflettere questa cosa di Maurizio, però ecco, approfitto, rimanete ancora con noi. Ricordate 049 63 11 11, piccolo stacchetto pubblicitario e poi continuiamo con le telefonate e per favore cerchiamo di far parlare a Girmo e a Girmo naturalmente quando parlerà. Poi ovviamente voglio sentire Garzia. A fra pochissimo, mi raccomando.
benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Eccoci di nuovo in diretta, 22:01, qua chiaramente abbiamo continuato un po' i toni accesi, però ovviamente massimo rispetto bisogna avere per le idee di tutti. Milanato, adesso mi raccomando, non toni... Io stasera ho imparato una cosa, ho imparato il prodotto da 8 Nobel, grandissimi nomi, praticamente tutto libero, tutti prendiamo il Covid, chi resta vivo è salvo. Questa è praticamente il no Green Pass, la loro politica degli 8 Nobel. Capito che forse studiare troppo fa anche male, effettivamente. Però, Garzia, molte imprese hanno chiuso. Ecco, poi vi dico anche un'altra cosa, forse non lo sapete perché non si parla di questo aspetto. Ho incontrato un postino in un posto, non dico dove, c'aveva la cartella piena, avete presente i postini con massimo rispetto, un lavoro faticosissimo. Sotto la pioggia, sotto il sole, freddo, neve, ovviamente vedevo andare ogni giorno e avevo un pacco enorme, giuro enorme, una cosa spropositata di cartelle verdi. E ho detto, ma cos'è che fa quella? Non le può buttare, ho fatto la battuta nel cestino. No, ogni giorno ne consegno centinaia. Ecco, questa cosa va detta, cara signor Draghi. Lei lo sa, avete riattivato le cartelle esattoriali, non fate guadagnare le persone, avete ridotto sul lastrico le aziende, adesso chiedete i soldi e nessuno parla di questa cosa qua. Garzia. Assolutamente. Lo stato di emergenza non esiste per l'Agenzia delle Entrate. Questo è assodato. Sono ripartite le cartelle esattoriali, abbiamo avuto un aumento esponenziale delle bollette e dei carburanti per una spesa media a famiglia di 750 euro l'anno e non sono pochi. Questo è grave, bisognerebbe anche soffermarsi su questo. Molte aziende hanno chiuso, altre chiuderanno perché c'è anche questo. Stato di emergenza, salviamo il Natale, colori delle regioni, 11 milioni di prenotazioni per il turismo sciistico bloccate, già siamo a 2,5 milioni di disdette. Ecco, ma queste cose non vengono dette. Ecco, fra l'altro approfitto per scusarmi con i telespettatori a casa. Abbiamo tantissime telefonate, cerchiamo di smistare quelle che possiamo. Ecco, non ce ne vogliono a casa, cerchiamo di dare un po' libero arbitrio, come si è detto, mi pare questo Guarda termine. Che grazie a Draghi stanno già sciando. Stiamo già sciando rispetto all'anno scorso. Ci sono tante imprese che soffrono, è ingiusto secondo me vessare con le tasse le imprese che per anni hanno ridotto il fatturato e si trovano a dover pagare le tasse immediatamente. Lì lo stato di emergenza non conta. Ma la cosa più tragica è che non se ne parla. Cioè, i governanti stanno dirottando l'opinione pubblica su tematiche legate a Green Pass e Super Green Pass, ma tutte le problematiche degli italiani non sono state risolte minimamente. Le altre malattie, la burocrazia, le tasse, la pressione fiscale al 70%, con un contentino ci vogliono togliere, si parlano da 3 mesi, di 8 miliardi di tasse, ma in realtà si tratta di 200 euro a lavoratore, quindi 150 euro, pensate un po'. Poi magari hanno aumentato di 1.000 euro le imposte sulle benzine e sulle altre cose. A Girmo, anche su questo aspetto, lei come imprenditore? Allora, premesso, faccio solo una considerazione, devo comunque di nuovo attaccare Milanato. Con il discorso per il Green Pass c'è il 35% di disdette immediate sul mondo del turismo e se qualcuno dice che sto dicendo una cazzata è il mio lavoro, quindi punto. Detto questo lo dico io. vabbè, bravo.
Ora, detto questo, aggiungiamo un'altra cosa, recovery fund. Teoricamente è una botta di Sky che dovrebbe arrivare. Allora, si taglia la sanità, o quantomeno i fondi sulla sanità sono iniqui, se c'è una pandemia, diamo l'assist a Milanato, se c'è una pandemia, butta una botta di soldi sulla sanità. No, sanità, poca roba. Transizione ecologica. Transizione ecologica è una botta di Sky. Allora, giusto? È un tema sicuramente importante, è il futuro, ma dobbiamo guardare anche il presente. Se, come dice Milanato, stanno morendo tutti, o morirebbero tutti, buttiamo soldi sulla sanità. Allora, qui ci sono interessi palesi, scontati, chiari e lampanti. Allora, il governo Conte ha fatto di quelle cazzate inaudite comprando banchi e rotelle, che sono stati già buttati via, comprando mascherine farlocche, già buttate via, facendo i monopattini, bellissimi monopattini, che adesso devono mettersi la targa, le frecce, robe inenarrabili. Ed è palese che il discorso dei vaccini è un business miliardario per pochi. Io infatti mi domando, quando è stata bellissima la concomitanza delle cose, l'altro ieri l'associazione delle regioni ha chiesto il Super Green Pass, oggi hanno decretato il Super Green Pass, ma io mi domando, anche gente come Zaia, che è lì, che ogni giorno praticamente si è appropriato delle televisioni, io non ho mai visto, tranne che in dittatura, un qualcuno che può prendere una televisione e dire e fare ciò che vuole senza contraddittorio. Zaia è bellissimo, è l'apoteosi dell'assurdo. L'unica volta che sono d'accordo. Guarda, per una volta. Ora, quindi è l'apoteosi dell'assurdo. Uno che si prende la televisione e dice quel cavolo che vuole. Ma a me viene il sospetto... che ci siano degli interessi. Vabbè, poi non sarà così, È una sua idea, però non ha prove. Mi viene il sospetto, non ho detto che sia così. Mi viene il sospetto. Io prendo le distanze dall'affermazione che... non è un'affermazione, è un sospetto. Io sono neutro rispetto a questa cosa. Se dicessi una cosa diversa potrei essere accusato di qualcosa, quindi io dico solo questo. Telefono da casa, pronto, chi parla? Pronto? Velocemente? Buonasera, sono Cristiano. Ciao Roberto, ciao a tutti. Mi senti? Sì, vada avanti velocemente. Cristiano. Ok, volevo solo dire una cosa. Sì, ciao Roberto, ciao. Ascolta, volevo dire solo una cosa. Questo Green Pass ha funzionato talmente bene che hanno dovuto fare il Super Green Pass. Bene, grazie. No, le dico io, questo Green Pass ha funzionato benissimo perché abbiamo 1/7 dei morti dell'anno scorso. Veda lei. A non ser che se abbia fiati smorsare il Covid. Ma con 87% di vaccinati, insomma. Sempre un settimo di morti. Nel senso, dovrebbe essere immune, tutta l'Italia doveva essere... Sono i vaccini. Magari le persone sono state brave, sono state distanziate. E magari il Green Pass ha aiutato a vaccinare di più, magari. Allora convieni che il Green Pass è un modo surrettizio per far vaccinare le persone. Convengo che attualmente abbiamo 1/7 di morti in meno, 1/7 di persone ammalate, 1/7 di persone in terapia intensiva e l'economia che cresce del 6,3%. Viva il Green Pass! Piena fiducia a Draghi e quindi anche queste manovre che io non critico, voglio vedere gli effetti e dopo si possono fare le critiche al Super Green Pass. Ecco, mi giunge adesso una notizia. I dati sono positivi. In questo momento dalle città d'arte alla montagna si stimano 2,5 milioni di disdette per Natale, quindi Milano il 6,3% è scusi, storia, allora il dato si aggiorni il dato attuale è più 6,3%. di 2 mesi è fa. vero che il turismo non rende come gli altri anni, ma perché negli altri stati sono tutti non Green Pass, cioè tutti infettai. Sì, buonasera direttore. Sebastiano. Stavo preoccupando che non chiamavo. Lavoro nel turismo, no? Sì, Noi giusto. Abbiamo dovuto chiudere un hotel perché non abbiamo gente in casa e questi dicono per Natale stiamo chiudendo molto prima col terrorismo che stanno facendo questa gente, stanno facendo chiudere l'economia. È quello che dice di Forza
Italia, i signori che dici di Forza Italia, come risolviamo il problema? No, allora dica la verità che a Abano e Montegroppo c'è un aumento di contagi portati dai tedeschi. Dica la verità, perché le cose le so benissimo. Ma contagio di che? No, purtroppo c'è un grosso aumento di contagi nella zona di Abano e Montegrotto. Chiudiamoci a casa e ci pagate. Non è che chiudiamo, purtroppo i tedeschi, per lei sa, non possono venire, gli austriaci non possono venire perché... Lo vuole risolvere il problema, visto che dite che i vaccini funzionano, vi assumete la propria responsabilità e li fate obbligatori. Perché se non si può, è anticostituzionale. Beh, lo state facendo lo stesso. C'è un invito. Milanato, si fai sentire. Se lo fate obbligatorio, non si può. Avete ucciso della gente per niente. Perché se voi lo fate obbligatorio per un mese, vuol dire a tutti quelle gente che è morta perché non siete stati in grado di prendere una decisione definitiva. Perché è impopolare, capito? Grazie. Direttore per lo sfogo. No, Sebastiano dice sempre delle cose corrette, però c'è ragione, perché rispondo a Sebastiano, è impopolare fare un vaccino obbligatorio, però lo fai lo stesso, perché quando mi dici non posso andare al lavoro, devi farti il tampone ogni 24 ore, non puoi andare a sciare, non puoi andare allo stadio, non puoi andare in palestra, non puoi andare qua al ristorante, al bar, eccetera, alla fine non è obbligatorio. Cosa manca per l'obbligatorietà? Ci vogliamo prendere in giro? Prendiamoci in giro, però di fatto è un vaccino obbligatorio. Per questo benvenuti nella Repubblica Popolare Cinese. Garzia. Io trovo aberrante la dicitura questa è la pandemia dei non vaccinati. Come si fa a dire che è la pandemia dei non vaccinati quando... Sono tutti vaccinati. A parte che pure io sono vaccinata, ma a parte quello, ma nel momento in cui chi è vaccinato può contrarre il virus, contagiare, dopo 6 mesi il vaccino perde di efficacia, ma il suo Green Pass ne dura 9, poi 12, poi di nuovo 9 di mesi, e quindi mi viene anche data una serenità molto più lunga rispetto a quello che effettivamente è la mia copertura vaccinale, perché se il mio Green Pass dura 9 mesi, perché io dopo 6 mesi devo andarmi a fare la terza dose? Esatto, però la colpa è di quelli che si vanno a fare il tampone. Intanto magari giro, magari prendo il Covid, sono asintomatica e posso contagiare chi? Un altro vaccinato, un non vaccinato. Io sarò esagerata, mi faccio anche i tamponi per stare più sicura. La più bella di tutte è quando hanno detto per un po', i tamponi non sono attendibili. Bellissima, cioè allora i tamponi che avevano fatto loro non sono attendibili. E invece il Green Pass lasciato 9 mesi prima o 10 mesi prima, quello è attendibile, che puoi infettare lo stesso, c'è un cortocircuito. Però questi sono bravi perché vi confondono le idee, quindi sviluppate il senso critico. Sentiamo telefonata da casa, pronto? Sì, buonasera, sono Marica, chiamo da Marcon. Sì, prego. Mi sente? Sì, vada. Niente, mi piace vedere queste persone che hanno tutte queste certezze sul vaccino che funziona, tipo quando si vede una scuola Mestre, l'Istituto Berda, che è stato chiuso perché 6 insegnanti vaccinati sono risultate positive. Oppure, come diceva prima la signora, in Irlanda il caso Waterford, che hanno il 99,7% di vaccinati e si trovano con 1481 contagiati ogni 100.000 abitanti. Milano ne ha 38 in proporzione di contagiati. Quindi io dico, ok, le certezze, ok, ma in questo momento posso dirle, da un certo punto di vista sono contenta che le persone non vaccinate le stiano chiudendo, perché così dopo si vedrà che si imposano fra di loro i vaccinati, i positivi, perché sono... Sì, ma guardi che Marica si inventeranno qualcos'altro. Sono stati chiusi posti, scuole, e sono partiti dai vaccinati. Grazie Marica, però già le rispondo, si inventeranno qualcos'altro. Quando avremo il 90%, perché si ricorda, un po' di tempo fa si parlava dell'80% dei vaccinati, 2 mesi fa. 70, adesso al 90, a 70, poi al 90, adesso poi quando diranno il 90 diranno i bambini. Quando poi prenderanno i bambini diranno non siamo contenti del 90% della popolazione, la colpa è ancora di quel 2% che non si vaccina. Purtroppo la scusa è sempre dietro l'angolo. Queste persone hanno dimenticato, ci stanno facendo intorpidire il cervello e la Girmo risponde, mi dica se la dico male,
e si stanno facendo non riflettere sui problemi dell'Italia, che sono rimasti gli stessi. Vi ricordate quando abbiamo pensato a Draghi, tutti abbiamo pensato, che bello, uno che ci risolve i problemi. Vogliamo migliorare la qualità della vita, vogliamo ridurre la pressione fiscale, vogliamo togliere la burocrazia che ci attanaglia, vogliamo cercare lavoro e guadagnare di più invece di dare tutto allo Stato. Invece questa persona non sta facendo niente di tutte queste cose qua. Girmo. No, Draghi invece ha fatto tante cose prima di arrivare in Italia. Ad esempio ha messo in liquidazione la Grecia. Oh, mamma mia, che balla. No, Girmo, faccia parlare, dai, No, se no ma- non... Allora, facciamo così. Girmo, Minato, scusi, faccia parlare a Girmo, perché sennò Allora, non ne veniamo fuori. Purtroppo io sono uno Vada. che si informa molto. Sì, bravo. Milanato, ti vuoi parlare al posto mio? Sì, non parlo più. Grazie, Ecco, molto gentile vada. e anche magari educato. Allora, se adesso si va a guardare la proprietà dei porti e degli aeroporti della Grecia, che sono due delle cose essenziali di uno Stato, bene, sono una parte tedeschi e una parte cinesi. Questa è la realtà dei fatti. Ora, quando tu ad uno Stato togli via la mobilità e i trasporti, hai tolto via praticamente quasi tutto, perché nel momento in cui blocchi l'uno o l'altro o gestisci e intermedi questi due sistemi, tu hai bloccato uno Stato. L'Italia tecnicamente è sulla stessa via, non è che abbia moltissime altre soluzioni. Ci sarà una svendita, non una vendita, perché se fosse una vendita potrei ancora pensare che sia una cosa intelligente, portano capitali, no, ci sarà una svendita di tutti quelli che sono gli hub produttivi che sono rimasti a economie, non sto dicendo stati, sto dicendo a finanze che sono forti e importanti. Quindi l'Italia rimarrà, come dicevo prima, un bellissimo paese per poterci fare le vacanze. Poi, per quello che riguarderà gli italiani, saranno un popolo di terzisti. E basta. Cioè, sicuramente noi non possiamo più vantarci di avere delle grandi produzioni. Sono partiti col discorso delle acciaierie, sono passati alle banche. Cioè, stiamo perdendo tutto. La sovranità popolare nella Repubblica delle Banane, perché dire Repubblica Cinese almeno c'è un costrutto. No, è la Repubblica delle Banane. Sentiamo la telefonata da casa. Pronto? Pronto? Sono Paola da Verona. Sì, prego. Volevo dire che le cure domiciliari esistono, vanno benissimo, curano e soprattutto guariscono le persone senza complicanze. La grande difficoltà invece dei medici di base, che ancora ad oggi con il protocollo consigliano tachipirina e vigile attesa e non rispondono al telefono, e nell'orario di lavoro dove dovrebbero rispondere sono nei centri vaccinali a vaccinare. Ecco, questo è uno. Secondo, i tamponi che all'inizio erano indicatissimi per controllare la pandemia, adesso invece sono farlocchi, chissà perché. Benissimo, grazie mille, perché siamo quasi in chiusura, però ecco, ha detto una cosa potente Garzia. Ma io aggiungo, perché abbiamo 250 monoclonali e ne abbiamo somministrate solo 16.000 e perché una parte di queste terapie monoclonali sono state regalate alla Romania perché a noi stavano scadendo, perché non le usiamo? Può ritirare di morire. In Romania erano praticamente la canna del gas e le abbiamo regalato perché da noi il vaccino sta funzionando bene e costa molto meno. Ma ci sono anche delle terapie oltre ai vaccini? Usiamo anche le terapie? Sì, ma hanno dei costi. Dopo falliamo come dall'immagine, un'immagine assurda che dà Girmo dell'Italia. Ma non è che i vaccini ce li regalano, I vaccini hanno un costo nettamente... Allora, il costo sanitario della cura del Covid è enormemente superiore al costo dei vaccini. I vaccini sono la cura più economica disponibile in questo momento. Chi dice che noi facciamo la fortuna delle case farmaceutiche, secondo me non sa fare i conti, perché in realtà, infatti la Bayer tedesca che non fa il vaccino è contro i vaccini, in realtà prendere il Covid e curarsi ha un costo per la sanità e per tutti noi enormemente superiore rispetto a vaccinarsi. Quindi un vaccinato non lo curiamo con le monoclonali? L'alternativa è essere tutti liberi, prendere tutti il Covid e curarsi tutti, c'è chi vive, c'è chi muore, mi sembra l'alternativa dei VNGP. Posso due cose? Allora, ha ragione Milanato sul fatto che costi tanto, tant'è che in data 19/11/2021 in Gazzetta Ufficiale è stato decretato all'articolo 2 a pagina 17, così qualcuno che dice che sto dicendo una cazzata
è stato decretato che sono stati aumentati, cioè duplicati, gli emolumenti che lo Stato dà agli ospedali per tenere le persone ricoverate da Covid. Tant'è che per un giorno di ricovero vengono dati all'ospedale 3.713 euro al giorno, mentre se in terapia intensiva o subintensiva vengono dati 9.697 euro al giorno. Dati della Gazzetta Ufficiale. Tutto in parole pratiche, vogliono mettere la gente in terapia intensiva per prendere soldi. Finisco. L'ennesima pagliazzata. Allora, in questa trasmissione, circa un anno fa, c'era in collegamento un consigliere regionale tale Possamai. In quell'occasione, stiamo parlando di un anno fa, io parlavo di cure precoci domiciliari e stavo parlando, tra le altre cose, di un medico, un tale Riccardo Smuschi, sindaco anche di Santa Lucia di Piave, che nel suo paese non aveva avuto nessun decesso da Covid e aveva curato le persone con queste terapie. Possamai mi disse in quell'occasione, ho la registrazione ma ce l'ha anche lei, Lovino, mi disse: lei sta dicendo una cosa grave, rischia una denuncia. Possamai, so di aspettarla! Mi ricordo, perché molti usano... Un'ultima cosa su Draghi e la Grecia. La Grecia è fallita nel 2008, Draghi è arrivato nel 2012. Adesso io capisco tutte le grandi capacità di Draghi, ma siccome è arrivato 4 anni dopo, è arrivato quando la crisi greca era già risolta male, ma non da Draghi. Mi hanno mandato un messaggio qua per lei, Milanato. Forza Italia, ci ricordiamo di voi quando andiamo a votare. Vabbè, Forza Italia la danno al 10,5%, è il partito che ha quasi raddoppiato i consensi, quindi il governo fa molto bene. Sì, in discesa Fratelli d'Italia, in discesa Lega e Forza Italia in crescita. Va bene così. Una volta Forza Italia difendeva non si preoccupi, faccia pure quello che vuole. Però io mi ricordo che a noi interessa lavorare per gli italiani. Adesso addirittura dice che è d'accordo sul reddito di cittadinanza Berlusconi. No, allora me l'aspettavo questa domanda, però sono già pronto. Allora, Lega e 5 Stelle hanno fatto una sciocchezza. Buttavano via 700 milioni di euro al mese per dare soldi a chi ha la Ferrari e per fare i filmati su TikTok. Vabbè, qualche povero grazie alle modifiche di Forza Italia, il reddito di cittadinanza non butterà più via 700 milioni di euro al mese, penso ne butterà via molto meno. A questo reddito di cittadinanza possiamo anche essere d'accordo, ma sarà studiato e sarà visto e verificato. Le ricordo che c'è 1 miliardo in più destinato come fondi per il vostro reddito di cittadinanza, che poi alla fine vogliono tutti, però nessuno ha votato. Non è detto che verrà usato, è a disposizione, ma non è detto che verrà usato. Adesso vediamo con le nuove regole quanti avranno diritto a reddito. Lei l'ha visto il video con i rumeni, con tutto il rispetto per i rumeni? Un video scioccante per gente come me che deve farsi la Fornero per andare in pensione e vedere queste cose qui è scioccante. Ecco, quindi vuol dire che evidentemente qualcosa non è andato, Garzia? No, qualcosa non è andato, no. No, proprio no. Il reddito di cittadinanza è una misura che noi abbiamo sempre contestato, che continuiamo a contestare. Non è sicuramente dando una paghetta a chi sta a casa che si crea lavoro, anzi si crea lavoro dando un'opportunità a chi vuole lavorare, perché nel momento in cui tu vuoi assumere una persona e quella persona ti risponde: ma perché io per 800 euro mi devo spettare la schiena, svegliarmi la mattina, venire, lavorare, quando per con 700 euro sto sul divano? Sto a casa, esatto. Sto a casa, tanto mi paga lo Stato. Molti settori, molte aziende sono in crisi anche per questo motivo qua. Però ecco, cosa possiamo dire a Girmao? Va bene fare le proteste in piazza, però bisogna anche insegnare e ricordare ai concittadini che ci sono tante problematiche ancora non risolte, che il governo italiano non risolve da decine d'anni, perché la burocrazia ci sta distruggendo, ci sono un sovraindebitamento del settore del debito pubblico, una spesa corrente di dipendenti pubblici, di enti locali che alimentano in continuazione la spesa, e quindi noi siamo pressati, io dico quasi al 70%, se non è 70, è il 68, il 72%, perché basta fare 2 conti per capirlo da soli, però ecco, bisogna spiegare alle persone, bisogna dirle queste cose qua, perché altrimenti il popolo, i concittadini a casa si pensano solo a Green Pass, Super Green Pass, invece si dimenticano di questi problemi reali. Cosa fare allora? Allora, uno
dei nostri motti è rivoluzione o educazione. Chiaramente preferiremo la seconda. Tant'è che quello che noi facciamo anche durante le manifestazioni, a prescindere urlare no Green Pass, come diceva prima il buon Milanato, è anche cercare di dare informazioni a 360 gradi su un po' tutto. E non ci limitiamo a dare informazioni semplicemente stante quelle che sono nostre lucubrazioni mentali sui perché, e alcuni ne ho detti anche oggi, ma cerchiamo di spiegare le cose a 360 gradi con persone che siano in grado di poterle spiegare dall'alto della loro capacità e dal loro merito. Quindi, tanto per dare un'idea, come dicevo all'inizio della trasmissione, venerdì siamo in Piazza Ferretto, in Parco Ponce a Mestre, ci saranno un sociologo, un avvocato, un imprenditore, dovrei essere io teoricamente, e comunque ci sono altre persone, tutta una serie di persone che possono dare informazioni di un certo tipo. Poi ci sarà anche Puzzer, che sarà un gradito ospite. Allora, detto questo, torniamo un attimo al discorso del reddito di cittadinanza. Perché stupirsi del reddito di cittadinanza? Perché? Allora, prima del reddito di cittadinanza c'era comunque il reddito di inclusione, quindi una forma di assistenza per gli ultimi c'era, e a prescindere da tutto io sono d'accordissimo nell'aiutare gli ultimi, sono d'accordissimo. C'è un piccolo dettaglio però, in Italia ci sono anche altri sistemi di reddito di cittadinanza, tipo quanti forestali ci sono in Calabria? Adesso non ricordo esattamente, 15.000 mi sembra, se non ricordo male in Canada sono 5.000. Volevo difendere dopo i forestali calabresi, se mi concedi. Ok. Vabbè. No, questa è propaganda politica, esatto. Allora, comunque, sì, anche perché deve prendere voti al sud. Allora, detto questo, il reddito di cittadinanza in Italia c'è su tutte quelle che sono i lavori dati per i voti. Propaganda, è per questo che certi partiti aumentano. Infatti per questo Brunetta, no, che allora, con affetto, me lo devi concedere a sti poveri forestali calabresi e siciliani. Ricordati che bisogna fare un'altra analisi. Allora, bisogna vedere il monte spese, perché in è vero che ci sono meno forestali e in Calabria ce ne sono di più, ma è anche vero che i forestali calabresi si fanno tutti i lavori che devono farsi. In Trentino chiamano tante ditte esterne. Alla fine il vero giudizio lo andrei a fare vedendo il costo complessivo, che è tra i costi calabresi e i costi trentini. E questo paragone non viene mai fatto. Allora, ecco, volevo dire questa che difesa dei calabresi e dei siciliani. La precisazione del tampone sembra che rimanga la validità 48 ore, la proposta era ridurla a 24 perché c'era l'area dei falchi che volevano tagliare il più possibile. Ecco, poi un'altra cosa... Scusa, non ho capito, è rimasta 48 ore? Sembra che rimanga, sembra. Ecco, un'altra cosa, la redazione mi manda un comunicato che è un sondaggio SVG per TG la 7 del 22 novembre, meno 0,1 Forza Italia nei sondaggi. 10,4. Non lo faccio io. Sì, no, guarda, Minato, ma che piace dare i numeri. 10,4. Comunque i sondaggi lasciano un tempo che trovano. Esatto, allora anche il più 10. Quando vi conviene. Non c'è problema. Però non è che l'ho fatto io, c'è la redazione me li manda. 6,8% Forza Italia, meno 0,1. Alle ultime elezioni Forza Italia ha vinto dappertutto, quindi... No, ci tenevo a dirlo. Bene, allora direi che siamo quasi in chiusura. Garzia, le lascio 30 secondi proprio per un flash. Mi è spezzata, non me l'aspettavo. Allora... Milanato è cattivo, questo l'abbiamo appurato. No, perché... un segnale, cioè, ecco, quello che ho detto anche alla Giro, ma magari spieghiamo ai nostri amici a casa, ai telespettatori che ci guardano su Facebook, sui social, che ricordiamo a Draghi, invece di lanciare le invettive che non servono a nulla, scriviamogli: caro Draghi, ti sei ricordato che le tasse sono troppo alte? Caro Draghi, come mai ci sono tanti dipendenti pubblici in Italia? Caro Draghi, come mai c'è tanta burocrazia? Ecco, scriviamole queste cose qua. Stanno aumentando? Perché poi alla fine... Cerchiamo di non sviare sempre la sanità. C'è tanta gente che sta morendo anche per incuria, perché non si sono potute curare le persone. Allora salviamo forse delle persone che si ammalano di Covid, forse, e lasciamo sicuramente quelli che hanno cure oncologiche e operazioni da fare. Ecco, queste sono cose che vanno dette. Io credo che queste cose vadano segnalate, ecco, in maniera civile a chi ci governa. Questa è la maniera giusta di governare, secondo il mio punto di vista, creare benessere per i cittadini. Mi sembra che oggi Draghi si sia troppo concentrato sul Green Pass. Non capirò la Lega, non la capisco perché come mai sta appoggiando questo governo, continua a dire, ma adesso addirittura qualcuno ha detto volevano non partecipare al Consiglio dei Ministri, poi tutti al Consiglio dei Ministri. Ecco, queste sono situazioni che non fanno
piacere, cioè uno deve prendere una posizione, la deve prendere, però ecco, bisogna considerare anche questo aspetto qua. Saluto Marco Minannato, coordinatore Forza Italia Cittadella, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Vicenza Eleonora Garzia, Roberto Agirmo, indipendentista, la senatrice Roberta Toffanin, Forza Italia, che chiediamo di aiutare le imprese nel suo ruolo il più possibile. Che dire, io faccio una battuta, com'è che Agirmo così, aspirina e attesa vigile, com'era la frase? Tachipirina e vigile attesa. Ecco, allora dico tachipirina e vigile attesa a quello che fanno i governanti. Usiamo il cervello e vigiliamo su quello che fanno, perché ci stanno distraendo con questa cosa del super pass e super green pass. Allora che cos'è vigile il green pass? attesa, usiamo il cervello. Grazie, vi aspetto mercoledì prossimo, non mancate. Grazie. Facciamo Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. I pilastri del nostro corpo sono i piedi. Da Invictus ce ne prendiamo cura. Invictus è il primo e unico centro specializzato del piede. I nostri medici e i nostri professionisti vi accompagneranno passo passo in un percorso di miglioramento della salute e dell'equilibrio posturale e realizzeranno per voi plantari personalizzati per ogni patologia. Una tecnologia avanzata non invasiva permetterà di creare percorsi per il miglioramento del cammino, della postura e del benessere generale dei nostri clienti. Problema ai piedi? Vieni da Invictus. Sapremo darti la giusta soluzione. Invictus. Un passo avanti. Hai dolori alla schiena, alle spalle, al collo, scarsa sensibilità o formicolio alle gambe? La tua postura è scorretta? Potresti alleviare il dolore con trattamenti costosi o con medicinali con effetti collaterali anche gravi che possono danneggiare il tuo corpo o tentare di combatterlo con estenuanti esercizi fisici. Consolati. Oltre l'80% della popolazione si trova nella tua situazione, ma la soluzione che mette fine ai tuoi problemi c'è e ce ne parlano i nostri esperti. Si chiama Active Posture Magnetic Plus, il corsetto posturale che elimina i dolori alla schiena, alle spalle, al collo e alle gambe e al tempo stesso ti dà il perfetto sostegno per garantirti una postura e un allineamento vertebrale corretto. È estremamente comodo, facile da indossare e privo di effetti collaterali. E finalmente potrai ritrovare la vita che da sempre ti meriti e ritornare a fare quello che hai sempre desiderato, senza più fastidi e dolori. Quindi Active Posture Magnetic Plus è il prodotto giusto. È sicuramente efficace perché ha una duplice funzione, anzi direi triplice. Mantiene la postura corretta